buongiorno, ben ritrovati con Focus TG, tantissime notizie, tanti fatti di cronaca, anche inquietanti come quello a Enego, dove è stato fatto segno di un attentato incendiario un giovane giornalista. È un vero e proprio giallo, si va dalla pista mafiosa, anzi si sta indebolendo, a quella locale, ai veleni che sono stati riscontrati in questo paese. Ne parleremo tra poco con la nostra inviata Vanessa Banzatto, ma allora partiamo in attesa del collegamento, partiamo dall'ennesima tragedia nel Piave, un 19enne che ha annegato tra Cimadolmo ed Ormelle. Il corpo è stato recuperato in tarda serata dai sommozzatori del nucleo regionale dei Vigili del Fuoco. Un dramma che si è consumato nei pressi del ristorante Tino Traghetto, al confine tra Cimadolmo e Roncadelle. La bici elettrica del 19enne è rimasta lì, recuperata oggi dai familiari che hanno voluto vedere il luogo della tragedia. Uno zio scende dall'auto e ci parla del nipote arrivato in Italia da poco tempo. Sì, appena venuti quasi 9-10 mesi, allora ancora non è pronto permesso di soggiorno, allora dopo cercava lavori. Cos'è successo ieri? È venuto qui per fare il bagno? Sì, ho detto ai genitori che vado al bagno per fare doccia con, non lo so, solo con amici, perché è uscito da solo a casa. E dopo non spiego la notte e non torno a casa. E dopo noi cerchiamo da stasera, è trovato qualcuno, mettete, che ha visto il corpo sopra il fiume. A trovare il 19enne alcune persone che stavano passeggiando sul greto del Piave. Subito hanno chiamato il titolare del ristorante, che ha dato l'allarme. Se fosse arrivato in questo luogo da solo o con qualche amico ancora non si sa. Vicino ai vestiti sono state trovate delle birre. Un pomeriggio all'aria aperta e poi la voglia di fare un bagno. Lui sapeva nuotare? No, non sapeva, secondo me no. Forse pensava che l'acqua fosse bassa, senza sapere che nel Piave ci sono buche che non si vedono, fonde fino a 3 metri. Potrebbe essere finito in una di queste. L'acqua gelida di questi giorni non ha aiutato. Qualcuno ipotizza anche che possa essere caduto facendosi un selfie. Certo è che il 19enne indossava un costume, il che farebbe pensare ad un bagno nel fiume. Per ora nessun testimone, nessuno ha visto il ragazzo tuffarsi nel Piave. Qui sul greto sono arrivati anche alcuni amici. Il ragazzo era bravissimo, c'è il carattere, anche il tutto, però non sappiamo niente della verità, come è successo questo tutto il casino. Gli piaceva farsi delle foto, ci dice questo giovane, non l'abbiamo mai visto andare dentro nell'acqua. Eppure era nel Piave, il sogno di un lavoro qui in Italia, di una vita diversa assieme ai genitori e alle sorelle, ora distrutti dal dolore. Sul posto il suo M118 ed i carabinieri che stanno ricostruendo la tragedia. Tante volte mancanza di cautela, persone che non si informano e poi il fatto che le vittime sono in gran parte stranieri che non conoscono la pericolosità di questo fiume. Se c'è un divieto di balneazione vuol dire che c'è un problema, non si possono perdere ragazzi e non si possono perdere vite umane. Rammarico per l'ennesima giovane vita perduta nel Piave, nelle parole del sindaco di Cimadolmo Giovanni Ministeri. La stagione è appena cominciata e già è ripartito il drammatico conto delle vittime ed ancora una volta a perdere la vita è uno straniero che evidentemente non conosceva la pericolosità del fiume. Quello che a me mi rammarica, perché conoscendo il Piave è fatto da correnti e quel giorno, ieri non c'erano correnti, era un rigagnolo d'acqua, però non conoscono le fosse, non conoscono le particolarità. Se tu vedi il fondo del Piave, che può essere 50 centimetri, diversamente sono 3-4 metri, lì l'acqua del Piave è fredda, è lì che può nascere la problematica. Quindi ripeto, per favore, parlo a tutte le etnie possibili che stanno qua presenti, cercate di informare i vostri connazionali e spiegargli quali sono le regole. L'anno scorso era stata avviata una campagna di sensibilizzazione sulla pericolosità del Piave e sui comportamenti da adottare, che aveva visto la mobilitazione anche delle associazioni ittico-venatorie della Marca, che con volontari avevano distribuito volantini in diverse lingue ai bagnanti. I sindaci dei comuni rivieraschi alzano le mani di fronte all'ennesima tragedia.
Serve una prevenzione su più fronti sicuramente, è vero anche che però i comuni non possono sempre essere lasciati soli a lottare contro tutto. L'anno scorso abbiamo fatto diversi tavoli, dovevano essere richieste specifiche al Ministero, a enti sovraordinati. Io non ho più avuto notizie e nell'attesa è capitato un altro morto. Sulla necessità di fare formazione insiste anche Paola Roma, attuale assessore regionale al sociale per 2 mandati, sindaca di Ponte di Piave e promotrice di diverse azioni volte proprio alla sensibilizzazione sulla pericolosità del fiume. Io credo che molta della prevenzione venga attraverso anche una cultura del territorio e anche la situazione del Piave, che naturalmente cambia anche il corso del suo fiume proprio nella traiettoria di Ponte di Piave, sia una necessità di fare formazione soprattutto alle persone che arrivano da fuori e che non conoscono i rischi e i pericoli. Come vi dicevo in apertura, andiamo in diretta da Vanessa Banzato e dal nostro operatore Tommaso Migotta a Enego per il giallo dell'attentato al giovane giornalista Cappellari. A te, Vanessa. Buongiorno a te direttore e a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Mi trovo proprio con Andrea Cappellari, il collega che è stato vittima di questo attentato incendiario domenica scorsa. Siamo proprio sul punto dove è accaduto tutto, e a Enego. Andrea, ci diamo del tu, visto che siamo colleghi. Ci vuoi raccontare? Intanto ci troviamo proprio davanti a una porta, chiedo a Tommaso Migotto se può inquadrare anche la porta che addirittura è esplosa in quel momento tremendo. Questa qui appunto è la porta dei vicini, quindi i danni maggiori sono stati dei miei vicini appunto. Sabato sera ero dagli altri vicini proprio a fianco, che stavo mangiando lì da loro, intorno alle 11:15 più o meno, insomma. Sono andato a casa, era finita la serata, vado a casa, tempo di salire in un quarto d'ora, 10 minuti, un quarto d'ora, e c'è stata prima dei piccoli scoppi, quindi subito non si capiva cos'era. Poi c'è stata un'esplosione forte e lì sono sceso e c'erano le fiamme altissime qui davanti al cancello. Subito non avevo collegato, forse indirizzato a me la cosa. Poi guardando le telecamere si è visto appunto questa sagoma di questa persona, comunque è tutta bardata anche con passamontagna, e quella che sembra un'arma ancora non è confermato. E prima lanciare una lettera all'interno del cancello, dove c'erano delle minacce appunto riferite a me, a Patriciello e a Meloni, e poi posizionare questa scatola che dopo diversi secondi insomma prende fuoco, non si capisce ancora il motivo, come prende fuoco, perché non si vede bene, però prende fuoco, poi esplode, insomma c'erano delle bombole di gas, sicuramente benzina, liquidi infiammabili, insomma, ecco. Tra l'altro in un primo momento si è subito pensato a una matrice di origine mafiosa, visto anche che appunto c'era una lettera minatoria in cui veniva nominato il prete anticamorra Don Maurizio Patriciello. Solo che poi pian piano la pista appunto mafiosa pian piano è andata spegnendosi. In realtà si sta aprendo un altro versante, quello legato a veleni interni in paesi. Che cosa può essere successo secondo te? Io ho escluso già da novembre, da quando sono arrivate le prime minacce, che fosse qualcosa legato alla mafia, perché io non ho mai trattato argomenti mafiosi, a salvo fare un articolo di solidarietà a Don Maurizio, ma non è che lì avevo parlato di mafia nel senso di scoprire qualcosa di segreto. Certo. Quindi lì avevo già escluso che fosse qualcosa di questo genere, anche perché la minaccia fa proprio riferimento che io devo smettere di scrivere per un giornale in particolare, il giornale Altopiano, che gira solo in 7 comuni, quindi dar fastidio a qualcuno da via che il giornale Altopiano è solo in 7 comuni è strano, no? Quindi è qualcosa di per forza interno che non riesco a collegare assolutamente, perché non ho mai toccato temi da giustificare così tanta rabbia nei miei confronti, insomma, anche nella vita privata oltre che giornalistica, insomma. Anche perché proprio tra le prime parole dell'ultima lettera che ti è arrivata, come hai detto tu, non è stata la prima, c'era scritto o smetti con le buone o smetti con le cattive, insomma. Esattamente. C'è da aver paura. Sabato quando sono sceso sì, la paura c'era. Adesso comunque bisogna reagire a queste cose, perché se io di sicuro non mi fermo, vado avanti a scrivere, ho già ripreso assolutamente i miei articoli, quindi si va avanti assolutamente. Le forze dell'ordine stanno lavorando e
continuano anche a sorvegliare l'abitazione e anche la tutela della mia persona c'è comunque, quindi sono anche tranquillo da quel lato lì. C'è questa persona comunque che ce l'ha con me e spero che venga insomma presa prima possibile, perché comunque non c'è quella tranquillità lì che c'è nella vita normale, insomma c'è sempre questa persona qui va presa, insomma, ecco. Tra l'altro c'era tra le tante ipotesi anche un possibile legame a quanto accaduto con l'ex sindaco Ivo Boscardin, quella denuncia che è stata fatta per questioni legate ai fondi e finanziamenti che non sarebbero stati elargiti appunto a tutte quelle attività che fanno i club antimafia, le società antimafia, ma sarebbero stati usati per altre cose. È stato denunciato questa azione è stata denunciata anche a Report, che ha portato avanti tutta un'inchiesta, però smentisci anche questa tu. Sì, assolutamente, io avevo partecipato, avevo proprio coinvolto Ranucci su questo fatto, avevo chiesto prima ai 2 ex amministratori mandando delle mail, poi ho voluto coinvolgere la trasmissione Report, però quella storia lì sì ha creato clamore, giustamente, anche perché l'argomento era di mio interesse, però escludo io il coinvolgimento di questi amministratori, anche perché conosco, e escludo che loro abbiano fatto questa cosa assolutamente, ma assolutamente senza problemi, insomma, ecco. Enego si conferma in realtà un paese con diversi gialli ancora aperti, perché oltre a questo a me viene in mente, e a tutti quanti, anche i nostri telespettatori e le nostre telespettatrici, senz'altro parlando di Enego verrà in mente quella tragedia avvenuta 20 anni fa dell'omicidio dei coniugi Miola, di cui tutt'oggi ancora non si sa chi possa essere stato. È una serie di vicende che riguardano un piccolo paese dell'altopiano, ma che cosa, secondo lei, che sta succedendo? Sì, non è chiaro, effettivamente io ci ho ragionato più volte, ma già da novembre anche con la mia direttrice del giornale abbiamo fatto vari ragionamenti su cosa può essere successo. E su misteri, perché veramente io non ho toccato mai niente che può giustificare una cosa del genere, quindi faccio fatica personalmente a dire può essere una persona piuttosto di un'altra. Io non mi capacito, lo stesso non si è capacitati appunto anche la volta di Miola, quindi misteri, insomma, ecco. Sì, certo che sapere che ci sono delle persone squilibrate che girano per il paese impunite preoccupa, e non poco. Certamente, anche perché qui sabato non ho rischiato solo io, hanno rischiato anche i miei vicini di casa, quindi l'incolumità è in pericolo non solo la mia, ma anche quella degli altri. Questa è una cosa ancora peggiore, perché io, se una persona ce l'ha con me per diversi motivi che non ho ancora capito, chiedo almeno che, insomma, che se ce l'ha con me, che se la prenda con me senza coinvolgere altre persone, perché questa cosa non l'accetto, ancora peggiore, cioè non l'accetto assolutamente. Tu hai detto che non ti fermi, tu vai avanti, continui a fare il tuo lavoro senza problemi, perché sai di essere tranquillo, insomma ti stai muovendo verso il giusto. Certamente, io vado avanti, ho già cominciato un'altra volta con i miei articoli, si va avanti assolutamente, perché so che i miei temi sono comunque molto apprezzati sia in paese che in altopiano in generale, quindi vado avanti sicuramente. Qualche lettore che ti reputa scomodo? Può anche essere, insomma, non escludo, insomma. Solo che tra reputarti scomodo e minacciarti ce ne passa. Direttore, insomma, abbiamo sentito Adriano Cappellari non si ferma, va avanti. Certo è che immagino il timore resta, per quanto si decida, insomma, si sia forti, eccetera, il timore resta per una vicenda che ancora non ha spiegazioni, non si riesce a capire cosa possa essere successo, perché soprattutto sia successo questo attentato, sia stato messo in scena questo attentato incendiario sabato sera. Intanto gli inquirenti stanno portando avanti tutte le indagini con la visione delle telecamere, delle immagini della videosorveglianza, e quindi senz'altro riusciranno a risalire all'autore di questo gesto. Per il momento da Enego è tutto. Direttore, ti ricevo la linea. Grazie molte a Vanessa Mazzato e a Tommaso Migotte. Adesso passiamo alla pagina del maltempo. Era stata lanciata un'allerta per questa notte e davvero è stata un'ondata molto violenta di precipitazioni torrenziali, di venti molto forti, di grandinate. Andiamo nel Polesine particolarmente colpito, a Villa Marzana, da Chiara Gagliani e Cristian Rocchi Allende. A te, Chiara.
Direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Ringraziamo Luca Tecchiato di Meteo 5.0 che ci ha accompagnato in un viaggio attraverso quella che è stata davvero una ondata di maltempo molto violenta in questa area dell'Alto Polesine. Siamo stati a Fratta Polesine, siamo stati a San Bellino. In questo momento ci troviamo a Villa Marzana. Guardate, c'è ancora la grandine in mezzo a questo frutteto di susine che si è salvato non proprio del tutto grazie alle protezioni antigrandine che ci sono, ma sotto c'è una specie di, sotto agli alberi di susine c'è una specie di cimitero di frutti che erano ormai a ridosso della maturazione. Questa invece, guardate, è una mela della varietà Gioia che è stata assegnata dalla grandine. Anche qui la protezione che è stata sostanzialmente ha protetto dalla grandine, ma era talmente violenta in quel momento la precipitazione che si è addirittura aperta, quindi la mela guardate com'è ridotta. Che cosa è successo in quest'area? Più o meno tra le 14 e le 16, quindi 2 ore di precipitazioni violentissime. L'agricoltore che ci ospita ci ha detto non aveva mai visto una cosa del genere. Sì, abbiamo avuto testimonianze dalle persone del posto che non hanno mai visto una grandinata di queste proporzioni. Ieri pomeriggio vi spiego cosa è successo. Si sono formati 2 sistemi temporaleschi violenti a Supercella, erano tutti e 2 nella stessa traiettoria, uno era più posizionato ad ovest nel Mantovano ed uno più a est che si è formato proprio in concomitanza con i comuni qui di San Bellino e Castel Guglielmo, provocando poi si sono formati quasi in un'unica struttura perché erano molto ravvicinati, erano sulla stessa traiettoria e hanno preso la medesima area uno dietro l'altro, che la gente del posto non si è quasi neanche accorta, con grandinate molto intense e disastrose che abbiamo visto, che c'è la grandine ancora presente al suolo a quasi 24 ore dall'evento, e precipitazioni veramente importanti a fondo scala. Si stimano almeno 100 mm, ovvero 100 litri per metro quadro. Dunque il bello è che sono caduti in circa 30-40 minuti. È quello il problema. Se queste precipitazioni fossero cadute nell'arco di 48 ore sarebbe stato diverso. Ovviamente le infrastrutture che abbiamo datate 50 anni fa non ricevono più l'acqua e le precipitazioni di adesso, dunque bisognerebbe rimodernizzare tutto. Certo. È stato un evento importante. Abbiamo trovato tra l'altro anche delle zone allagate, abbiamo visto coltivazioni di mais, di grano turco, frutteti, le noci addirittura sono andate distrutte. C'è una nuova allerta meteo anche per queste ore, da arancione per fortuna è stata declassata a gialla, ma cosa dobbiamo attenderci, Luca, per le prossime ore? Sì, ancora oggi pomeriggio abbiamo la possibilità di intensi sistemi temporaleschi. Possibilità vuol dire non la concretezza, comunque la possibilità di temporali nel nord-est veneziano padovano, dove c'è la possibilità della formazione anche ancora di qualche supercella, per cui dobbiamo portare pazienza ancora oggi. Da domani il tempo sarà in lento miglioramento e dunque speriamo che si sistemi un po', visto i danni che sta creando ultimamente nel nostro territorio. Ecco, eventi purtroppo a cui dobbiamo abituarci, ne parlavamo anche prima con Luca Tecchiato, sono stati circa 100, pensate, gli interventi dei vigili del fuoco. Direi che vi abbiamo raccontato tutto per ora, vi racconteremo tutto e vi faremo vedere le immagini nelle edizioni di questa serie. Io ringrazio Cristiano Caiende per la collaborazione tecnica e Luca Tecchiato che ci ha accompagnato in questo viaggio. Direttore, la linea può tornare a te. Grazie molte. E adesso passiamo dalla violenza del tempo alla violenza dei Maranza, ancora risse. Pensate, 3 risse in appena 2 giorni, funestato il ponte del 2 giugno in questa splendida città sul nostro litorale. Sono scattate misure stringenti. Andiamo in diretta da Ilaria Marchiori con il nostro operatore Simone Merlo. A te, Ilaria. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo qui proprio a pochi passi da via Herrera qui a Jesolo, dove si è consumata una di queste risse. Erano circa una trentina i cosiddetti Maranza. Il sindaco di Jesolo, Christopher De Zotti, che è qui in nostra compagnia, dice: ora basta, siamo stanchi perché Jesolo non è questa e vogliamo attuare
altre misure, sindaco, oltre già le zone rosse. Esattamente, innanzitutto buongiorno a tutti e grazie per essere qua. Si tratta di due fenomeni, innanzitutto cerchiamo di circoscriverli, molto limitati e che non hanno comunque comportato episodi di gravissima violenza, non c'erano armi, non sono stati feriti, però destano la massima attenzione, soprattutto perché si sono svolti uno in spiaggia, in un pontile, quindi in un luogo dove vogliamo che ci siano le bambine, i bambini e le famiglie, non ci siano episodi di questo tipo, e in un'area residenziale, quindi assolutamente non interessata al fenomeno turistico. Non vogliamo vanificare un lavoro fatto in questi anni che ci ha portato a migliorare decisamente le condizioni di sicurezza anche nel recente weekend in cui abbiamo avuto punte di 200.000 persone in città, non c'è stato alcun tipo di problema se non questi. Questi fenomeni non li vogliamo in maniera chiara far passare il messaggio che gente di questo tipo non vogliamo che venga a Jesolo, non è questo il nostro tipo di utenza, vogliamo tutelare chi viene qui per rilassarsi, per divertirsi in sicurezza e quindi intervenire in maniera chiara fin da subito dall'emergere di questi fenomeni, che sono fenomeni sociali che vediamo anche altrove, che interessano giovanissimi. Quasi tutti i responsabili già identificati erano minorenni, spesso di seconda generazione, e quindi d'accordo con il prefetto Darko Pellos, che abbiamo sentito più volte in questi giorni e che ringrazio perché è molto presente su questi temi, abbiamo deciso di vederci in Comitato Ordine Pubblico per valutare se ci sono nuove strategie da mettere in campo per prevenire e stoppare fin da subito questi fenomeni. Ecco, anche perché appunto siamo a inizio stagione, quindi c'è ancora tutto il tempo per poter mettere in campo altre misure, e sappiamo che il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza dovrebbe essere appunto domani per stabilire delle nuove misure. C'è già un'idea di quali potrebbero essere? Beh, innanzitutto riproporre le zone rosse che sono già state sperimentate positivamente lo scorso anno. Una delle zone rosse era appunto quella di cui stiamo parlando, quindi tutta l'area della stazione di Piazza Brescia, quindi sarà verosimilmente riconfermata nei tempi e nei modi che il prefetto deciderà, e ovviamente valuteremo una maggiore presenza e pattugliamento proprio in quelle aree interessate a questo fenomeno, quindi parliamo dell'area della stazione, l'area del McDonald's e la relativa spiaggia interessata, che è quella libera di Piazza Brescia, in cui un maggiore controllo sicuramente aiuterà a prevenire questi fenomeni. Dopodiché incontreremo come comune i titolari del McDonald's per valutare assieme in sinergia, quindi non c'è una contrapposizione in questo senso, ma cercheremo di capire assieme come prevenire e intercettare questi fenomeni proprio in questo pubblico esercizio. Dopodiché terremo monitorata, come sempre facciamo da un punto di vista comunale, la questione per capire se ci sono provvedimenti e ordinanze da fare, ma questo ha bisogno un pochino di monitorare il fenomeno, perché ripeto, parliamo di fenomeni sociologici che cambiano anche spesso da un momento all'altro, quindi dobbiamo cercare di inquadrarlo e capire se ci sono limitazioni di orari piuttosto che altri provvedimenti contingibili urgenti da adottare. Ecco, comunque già il fatto di aver posto l'attenzione ha portato in questi giorni a un rafforzamento della vigilanza con dei servizi d'ordine pubblico messi in campo dal questore, che ringrazio, oltre al normale pattugliamento da parte di tutte le forze dell'ordine, con il concorso della polizia locale, perché ricordiamo che in questi due episodi a supporto di carabinieri è intervenuta la polizia locale, che sempre di più ha un ruolo determinante nella sicurezza urbana. Ecco, lei si sente, prima di restituire la linea, di poter rassicurare sia i residenti che i turisti? Sì, assolutamente. Noi abbiamo visto in passato, soprattutto nell'immediato post-Covid, fenomeni molto più gravi anche di vera e propria violenza, che abbiamo superato grazie anche a tutto il lavoro che abbiamo fatto, e è proprio per questo che vogliamo tutelare i risultati raggiunti. Jesolo è una città sicura di giorno, di notte, in tutte le aree. Vogliamo rafforzare questo messaggio intervenendo subito in maniera puntuale in fenomeni che possono, se non affrontati, degenerare. Quindi questa è la risposta che vogliamo dare, immediata e dura. Grazie al sindaco Christopher De Zotti. Qui da Jesolo è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Ilaria Marchiori e Simone Merlo. A proposito di violenza giovanile, torniamo a Belluno. Dopo il brutale pestaggio che ha subito un egiziano, sono stati identificati e denunciati dei ragazzi. Tra questi c'è anche il figlio dell'assessore al sociale del comune bellunese. Ci raccontano tutto Tiziana Bolognani con l'operatore Stefano Bozzi. A te, Tiziana.
Sì, c'è anche il figlio dell'assessore ai servizi sociali del comune di Belluno, Marco Dal Ponte, nel branco, quel gruppo di 6 giovani bellunesi, 4 maggiorenni e 2 minorenni, che la notte del 22 marzo scorso, siamo a cavallo fra un sabato e una domenica, hanno aggredito e picchiato selvaggiamente, senza motivo apparente, un cittadino egiziano di 46 anni che alla fine si è accasciato proprio qui su questo marciapiede. Qui siamo in via Loreto. Le sue richieste di aiuto ripetute sono state udite da un passante che arrivando qui ha messo in fuga il gruppo e ha potuto così chiamare i soccorsi. È arrivata l'ambulanza, è arrivato anche l'equipaggio della volante e subito sono iniziate con tutta evidenza le indagini, perché la sera stessa i poliziotti hanno fatto qualche giro qui attorno, hanno anche incontrato dei ragazzi poi risultati estranei alla violentissima aggressione, che è stata ripresa da un telefonino, da uno di loro. Il video poi, come oramai come sovente accade in questi casi, è stato diffuso su WhatsApp. Molti hanno visto questo video, tanti si sono girati dall'altra parte, ad eccezione di un ragazzo che poi sentito ha consegnato il materiale alla polizia, squadra mobile e volante, che hanno lavorato almeno per un paio di mesi, scontrandosi per certi versi anche con l'omertà non solo dei giovani ma anche degli adulti che hanno potuto incontrare. Le immagini di quel video sono decisamente agghiaccianti e in questi giorni la città si è fatta moltissime domande su chi su chi fossero questi giovani. E fino a ieri sera non c'è stato alcun intervento ufficiale del comune di Belluno. Probabilmente oggi ne capiamo il motivo. Il sindaco non risponde, tantomeno l'assessore Marco Dal Ponte. Chi ha parlato in queste ore è il gruppo di opposizione Insieme per Belluno Bene Comune, che fa riferimento ai mutamenti sociali degli ultimi anni, che chiede la ridefinizione delle politiche educative e sociali della città e quindi una riflessione accurata, dice, e non episodica. Purtroppo si legge in questa nota ciò che appare altrettanto evidente osservando l'azione amministrativa sia dall'esterno che dall'interno del Consiglio Comunale: la mancanza di una concreta alleanza educativa tra sindaco, assessore alle politiche giovanili, assessore al sociale e assessore alla sicurezza, e forse manca anche una piena consapevolezza della gravità del tema, se proprio oggi, scrive Insieme per Belluno Bene Comune, il silenzio del sindaco ci pare assordante. Ne parleremo ancora, ne parleremo anche stasera durante il nostro telegiornale. Per il momento da Belluno è tutto. Grazie a Tiziana Bolognani e a Stefano Bozzi. Adesso andiamo da Luisa Bertini e Simone Squarcina, sempre in diretta, e torniamo alla violenza del maltempo, perché c'è una frana a Brendola, più di 100 gli interventi nel Vicentino per l'ondata di maltempo. A te Luisa. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori, buongiorno anche al sindaco di Brendola Bruno Beltrame. Panoramica nel Vicentino in cui tutta la notte i vigili del fuoco sono stati impegnati per numerosi interventi, fortunatamente ripristinati in nottata, che hanno riguardato soprattutto allagamento di alcune strade, così come la messa in sicurezza delle strade, perché erano state invase magari da rami spezzati dalla violenza del vento. Noi
siamo in grado di darvi tra l'altro una notizia proprio in diretta, perché la strada via Dante Alighieri è stata riaperta. Sì, via Dante Alighieri siamo riusciti a aprirla qualche minuto fa, appunto dopo che era stata chiusa, perché ieri sera abbiamo avuto 3 bombe d'acqua, la prima alle 5:30, 6 con 30 mm in 5 minuti, 10, la seconda intorno alle 22:30 con altri 30 mm in 5-10 minuti e poi la terza all'1:30 con in altri 10 minuti, altri 25-30 mm, quindi 90 mm sono tanti millimetri d'acqua e anche operativi da subito per ripristinare la viabilità. Sì, diciamo che la macchina operativa ormai l'abbiamo collaudata, quindi protezione civile, vigili del fuoco, polizie locali, volontari, eravamo tutti sul posto dalle 6:30 fino stanotte alle 2 a liberare la strada, 40 cm di fango ogni bomba d'acqua che arrivava, e quindi siamo riusciti a liberarla. L'ultimo lavoro abbiamo fatto questa mattina appunto per pulirla e metterla in sicurezza della strada, in modo che qualche auto non potesse mai uscire di strada con la strada sporca. E qui a Brendola tra l'altro avete avuto anche grandine e qualche albero abbattuto? Sì, nella prima bomba d'acqua con un vento molto forte c'è stata parecchia grandine, soprattutto appunto nella zona di San Valentino. In altre 2 zone, che quella di Madonna dei Prati e vicino al centro, abbiamo avuto 3-4 alberi sradicati e finiti in mezzo alla strada. Prontamente poi la protezione civile è intervenuta, abbiamo liberato la strada e lì il disagio è durato 25 minuti, mezz'ora, non di più. Ecco, l'avete sentito questi gli interventi nel territorio comunale di Brendola. Per il momento è tutto. Grazie molte Luisa Bertini e Simone Squarcina. Vediamo un incendio ieri sera a Venezia, ci sono stati attimi anzi più che attimi, un paio d'ore di paura nel Sestiere Castello per l'incendio scoppiato nel sottotetto di una abitazione. Non ci sono stati feriti gravi, ma 2 lievi. Dalla casa di vacanza erano evacuati tutti autonomamente all'arrivo del 115, poi le autopompe lagunari dei Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza il sottotetto della mansarda, che a causa delle fiamme alte stava per essere divorato completamente, comprendendo anche la copertura esterna dell'immobile. Una persona è rimasta lievemente intossicata dal fumo, mentre un'altra ha riportato lievi ustioni. Vedete, questa è la riva degli Schiavoni. Entrambe sono state affidate al personale sanitario del SUAM. L'incendio di grosse proporzioni era visibile a distanza. Molte le chiamate al 115, oltre ai pompieri e al SUAM sono arrivati anche i carabinieri lagunari. Sono andate aventi per tutte, sono state ore in cui ci sono state anche operazioni di bonifica e poi gli accertamenti per risalire alle cause del rogo. 3 persone sono rimaste invece leggermente intossicate in seguito ad un incendio che nella notte è divampato nel magazzino di un negozio di elettrodomestici in via San Pio X a Mareno di Piave. L'allarme è scattato intorno all'1:30 quando sul posto si sono precipitate le squadre dei Vigili del Fuoco di Conegliano e Vittorio Veneto, che con l'autoscala hanno subito messo in salvo 2 persone rimaste bloccate sul terrazzo dell'appartamento sopra il magazzino. I pompieri sono riusciti a circoscrivere l'incendio evitando che si propagasse al resto dell'edificio e quindi messo in sicurezza l'area. Come detto, 3 persone sono rimaste lievemente intossicate e affidate alle cure del 118 che le ha trasportate al pronto soccorso di Conegliano. Assalti in casa, gli imprenditori aggrediti, gli anziani terrorizzati da bande di malviventi senza scrupoli, ne parliamo purtroppo ogni giorno. Daniele Pellicciardi, nel direttivo nazionale del controllo di vicinato, dice sembra essere tornati agli anni 90. Bande organizzate pronte a tutto. Nelle ultime settimane si è registrata una recrudescenza di assalti in villa, di rapine in casa. I proprietari vittime di malviventi senza scrupoli che non esitano ad aggredire e picchiare se non ottengono quello che vogliono. Daniele Pellicciardi, figlio dei coniugi Guido e Lucia barbaramente torturati e uccisi da una banda di rapinatori il 21 agosto 2007 a Gorgo al Monticano, è in prima linea per cercare di arginare un fenomeno che sta dilagando. Furti all'ordine del giorno ed
ed ora colpi nelle case con famiglie impotenti all'interno, in balia di rapinatori. Pellicciardi è referente provinciale e membro del direttivo nazionale del controllo del vicinato. Purtroppo vedo che ogni giorno si sentono sempre cose nuove, sempre di questi assalti. Sembra di essere ritornate negli anni 90, quando c'era questo pericolo degli industriali e purtroppo non si può cambiare le cose così radicalmente. Si cerca di fare quello che si può e il cittadino mette il proprio. Il sistema di vigilanza è fondamentale, sempre più cittadini aderiscono al controllo del vicinato, un modo per aiutarsi l'un l'altro. È importante un aiuto dei cittadini, però sempre coordinato e controllati sempre dal referente provinciale, che ha il compito di insegnare, di formare le persone che fanno parte di questo gruppo, in maniera da far sì che non si creino delle cose sbagliate, insomma, all'interno delle chat che vengono usate. L'obiettivo è quello di controllare la casa vicina e comunicare qualsiasi movimento sospetto senza correre rischi. Il rischio è minimo, perché uno deve stare a casa propria, non deve inventarsi niente di nuovo, deve solo ascoltare, guardare e riferire quello che secondo lui sembra che ci sia qualcosa che non va. Fondamentale la rete attorno al controllo del vicinato. È stato anche siglato un protocollo con le forze dell'ordine pronte ad intervenire in caso di segnalazioni. Servizio di Daniela Sizia, oggi in regia Francesca Pezzo e Edoardo Paris. Vediamo il giornale di Vicenza, spedizione punitiva con i fucili. Trovato il bersaglio è un pusher, è un'azione che è stata portata avanti. Vedete la foto di un uomo armato di fucile che si avvicina a questo Oasi Bar che è proprio davanti alla vecchia sede del giornale di Vicenza. L'ipotesi è uno sgarro nel mondo dello spaccio, ma la vittima non parla, arrestato uno dei responsabili, ora è caccia al complice. E sempre a Vicenza si punta, per difendere cittadini e commercianti, anche ad un agente di quartiere, un agente della polizia locale. Deterrenza e visibilità nei luoghi dove c'è maggiore afflusso cittadino, dai mercati alle scuole ai parchi, vigili di quartiere i cui presidi saranno potenziati con orari programmati in 2 turni, mattina e pomeriggio, per dare copertura a tutti e 10 i quartieri nell'arco della settimana in maniera sistematica, venendo incontro alla richiesta dei cittadini di presidio sul territorio. Obiettivo dell'amministrazione è quello di arrivare alla figura di riferimento di un vero e proprio agente di quartiere. Noi garantiamo settimanalmente a rotazione la presenza degli agenti di quartiere in tutti i quartieri della città. È chiaramente un lavoro, un work in progress che va modificato, tarato, integrato sempre successivamente in modo da implementare ore di servizio sempre in misura maggiore. Certo che si vorrebbe arrivare alla cosiddetta fidelizzazione, cioè praticamente a garantire sempre il medesimo agente e sempre nello stesso quartiere. Questo è un obiettivo in futuro che ci si prefiggerà. Nel frattempo cerchiamo sempre di migliorare il nostro servizio, la prossimità col cittadino, che è fondamentale per noi, ma soprattutto anche con l'aggancio ora con i consigli di quartiere ci permette anche di andare a verificare quelle segnalazioni, quelle comunicazioni che lo stesso Consiglio di quartiere ci trasmette. L'obiettivo è quello di avere una presenza programmata in tutti i quartieri della città, mattina e pomeriggio, da parte degli agenti della polizia locale. In questo modo vogliamo che si crei sempre di più un legame diretto fra la cittadinanza, chi abita in tutti i quartieri della città, con gli agenti della polizia locale. Se dovessimo riuscire anche nei prossimi anni ad implementare ulteriormente l'organico della polizia locale, l'obiettivo è quello di creare un legame sempre più diretto fra gli agenti e i cittadini, proprio avendo un vero e proprio agente di quartiere. Sicurezza che si mette in campo su più fronti, anche attraverso i quartieri e la partecipazione dei cittadini e la promozione di nuovi gruppi di vicinato. Il controllo di vicinato è uno strumento che sta funzionando da diversi anni, però ce ne sono pochi, quindi l'istituzione di ulteriori gruppi, ma soprattutto l'opportunità poi di poter far sedere all'interno del consiglio di quartiere un coordinatore referente di tutti i vari gruppi, perché l'obiettivo è quello di avvicinare il cittadino un po' tutte le problematiche, cercare di discutere insieme con loro quelle che sono un po' le esigenze di ogni singolo quartiere, tant'è vero appunto che i consigli di quartiere hanno questo come principale obiettivo. Scritte contro i giornalisti sull'auto dell'emittente di Telenuovo. Lo scorso marzo la Digos della Questura di Padova
ha perquisito l'abitazione di un 28enne che è vicino agli ambienti degli anarchici. È accusato di diffamazione aggravata, deturpamento e imbrattamento di cose altrui il 28enne padovano, identificato dalla questura di Padova come presunto responsabile delle scritte intimidatorie contro i giornalisti sull'auto dell'emittente locale Telenuovo. Questa mattina i poliziotti della Digos di Padova hanno perquisito l'abitazione del giovane gravitante nell'area vicino ai circuiti anarco-antagonisti locali. L'imbrattamento risale allo scorso 9 marzo durante la manifestazione in centro a Padova in occasione della Giornata Internazionale della Donna, mentre era in corso il corteo organizzato dal movimento femminista Non Una di Meno. L'auto dell'emittente Telenuovo venne imbrattata con una scritta nera sul paraurti giornalista terrorista con la cerchiata. Dopo la denuncia sono scattate le indagini. Grazie ai filmati delle telecamere di sorveglianza i poliziotti della Digos sono riusciti a identificare il presunto autore della scritta e sono scattate le perquisizioni. Una notizia appena pubblicata dall'Arena di Verona: un 27enne che è morto schiacciato dal trattore è stato trovato dai colleghi dopo molte ore dall'incidente, risiedeva nel Veronese. E paura nel pomeriggio di ieri sulla Pontebana, dove una coppia di giovani è stata travolta da un'auto mentre attraversava sulle strisce pedonali. Lei aspetta un bambino, fortunatamente i due fidanzati hanno riportato solo lievi ferite. Stavano attraversando la Pontebana sulle strisce pedonali quando sono stati travolti da una vettura. Paura nel primo pomeriggio a Ponte della Priula per una coppia di fidanzati, lei 24enne incinta, lui 28 anni di origine macedone. Subito sono stati allertati i soccorsi. I sanitari del 118 sono arrivati sul posto con l'elicottero, allarmati anche per lo stato di gravidanza della giovane. La coppia è stata trasportata all'ospedale di Conegliano. Fortunatamente hanno riportato solo lievi ferite. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia locale per accertare dinamica e responsabilità dell'incidente. Si fa molto per aumentare la sicurezza stradale, molto, insomma, si fa quanto basta, forse bisognerebbe fare ancora di più, ma poi c'è anche la sicurezza nei cantieri edili del Veneto. C'è un progetto presentato da Confartigianato Imprese per una realtà immersiva all'interno di questi cantieri. Vediamo. 8 morti dall'inizio dell'anno nei cantieri edili, una cultura della sicurezza che si scontra con barriere anche linguistiche. Da qui la realizzazione di un progetto di formazione realizzato da Confartigianato Imprese in collaborazione con l'Istituto Veneto per il Lavoro e lo Smart Center attraverso l'uso di visori e di una realtà immersiva. Si parla di sicurezza sul lavoro, è evidente il valore per i lavoratori, le loro famiglie, le imprese a cui appartengono, però appunto la tecnologia deve entrare per risolvere un problema, se no è solo un bel giocattolo, e quindi è essenziale il percorso che abbiamo fatto assieme all'Istituto Veneto per il Lavoro di andare a definire quali erano le esigenze, i limiti specifici, andare sul mercato a vedere quali tecnologie fossero già disponibili e in questo processo trovare un fornitore che aveva già fatto degli investimenti importanti sul tema e con quei limiti specifici che poi l'Istituto Veneto del Lavoro ha adottato, così liberando anche risorse nel processo che oggi verranno poi spese per portare la tecnologia ai lavoratori. Questa è una tecnologia che ci consente di raggiungere veramente tutti. Quando dico tutti parlo ovviamente di tutte quelle che possono essere barriere linguistiche in primis nei confronti delle persone, che sappiamo che il mondo dell'edilizia comunque ha tantissime persone che parlano ovviamente multietnico, con persone che parlano tantissime lingue disparate, e quindi sicuramente avere un ambiente immersivo e virtuale gli consente di parlare poco e vedere le cose facendole, e poi raggiungere quelle persone che sono quelle di solito più a rischio, che sono appunto i nuovi lavoratori, le persone più esperte. I nuovi lavoratori perché non conoscono meglio le procedure, e i vecchi lavoratori perché magari si sentono molto sicuri, si sentono quindi di essere già formati, e spesso appunto sono quelli che poi si fanno male per questo tipo di motivazione. Un progetto che raggiungerà 5.000 lavoratori con l'obiettivo di azzerare le morti bianche nei cantieri. 8 infortuni mortali fino ad oggi è un dato molto, molto particolare, molto sensibile. Anche questo per noi è un dovere importante di cercare di portarli a zero. L'intelligenza artificiale entra sempre più nella vita quotidiana e nel mondo del lavoro.
ma tra le piccole e le medie imprese del terziario la sua diffusione è ancora limitata. Treviso con Commercio ha fatto il punto sulle opportunità e sulle sfide e sui pericoli anche della rivoluzione algoritmica. Solo un'impresa su 4 utilizza oggi l'intelligenza artificiale, è il dato che emerge dal report presentato da Confcommercio Treviso durante il convegno dedicato all'impatto dell'AI sul terziario di mercato. Un'indagine che fotografa un settore in trasformazione. Oltre la metà delle aziende investe in innovazione, ma l'adozione degli strumenti di intelligenza artificiale resta ancora limitata. Tra chi non la utilizza prevalgono mancanza di interesse, scetticismo culturale e carenza di tempo o risorse. Dove invece l'AI è già entrata in azienda, viene impiegata soprattutto per l'analisi dei dati, il marketing, la gestione documentale e l'assistenza ai clienti. Una rivoluzione che corre veloce e che secondo gli esperti cambierà profondamente organizzazione del lavoro e competenze richieste. Non si tratta però di sostituire le persone con le macchine, ma di costruire un nuovo equilibrio tra capacità umane e tecnologia. Secondo l'economista Alessandro Minello, gli effetti sul mercato del lavoro non sono ancora evidenti nel territorio trevigiano, ma potrebbero manifestarsi nel prossimo futuro. Per questo le imprese sono chiamate a prepararsi investendo in formazione e in nuovi modelli organizzativi. Però l'AI non è empatica, non ha coscienza. Quindi non potrà mai sostituire, almeno per quel che sappiamo adesso, l'uomo in queste funzioni. L'empatia e alcune competenze potrebbero diventare il vero fattore distintivo per le aziende chiamate a competere nell'era digitale. L'obiettivo non è subire il cambiamento, ma governarlo, mettendo la tecnologia al servizio delle imprese e delle persone. Ci sono sì dei pericoli, soprattutto anche sotto il profilo etico, ma ci sono anche delle opportunità. E le opportunità vanno colte. Chi si ferma, come in tutte le cose, rischia di essere emarginato. La CGIL ha lanciato la raccolta firme per 2 proposte di legge di iniziativa popolare, una sulla sanità e l'altra sugli appalti. Il diritto alla salute è sancito dalla Costituzione e assicurato con difficoltà crescenti dal Servizio Sanitario Nazionale, nato nel 1980 col ministro Tina Anselmi. La sua difesa e il suo potenziamento sono al centro di una proposta di legge di iniziativa popolare sostenuta dalla CGIL. L'obiettivo del sindacato è rilanciare questa fondamentale infrastruttura sociale in crisi per mancanza di risorse e personale. Un secondo testo normativo riguarda invece il sistema degli appalti. Ha l'obiettivo di migliorare le condizioni e le tutele di chi oggi lavora in appalto. Purtroppo all'interno delle catene degli appalti e dei subappalti abbiamo tuttora situazioni gravi di sfruttamento e anche di esposizione rispetto alla tutela della salute e della sicurezza, oltre al tema degli appalti illeciti che spesso poi lasciano lavoratori e lavoratrici senza alcuna tutela. Servono 50.000 firme per poter presentare i testi a una delle 2 Camere. 2 proposte di legge di iniziativa popolare che avranno bisogno ovviamente del sostegno dei cittadini e delle cittadine, e su questo organizzeremo iniziative, banchetti e raccolte firme nelle prossime settimane. Ondata di maltempo, ma è stato un ponte dove tantissimi italiani sono andati in vacanza, preferite le località di mare, e con la stagione estiva ormai alle porte si ripropone il tema della carenza di personale nel settore turistico. Per esempio è sempre più difficile trovare quelli che una volta si chiamavano bagnini, adesso si chiamano assistenti ai bagnanti. Vediamo. E ancora per quest'anno riusciamo a metterci una pezza, però diventa sempre più difficile. È davvero una professione che bisogna in qualche modo, alla quale bisogna dare dignità e bisogna trovare la maniera di incentivare i ragazzi a intraprendere questa via.
Diventa sempre più cronica e profonda la carenza di assistenti ai bagnanti a causa di molteplici cause, prima il Covid che aveva bloccato i corsi e dunque il rilascio dei brevetti, poi la riforma per le società nazionali che rilasciano gli stessi attestati. A questo va ad aggiungersi la crisi demografica e una professione poco attrattiva. La stagione estiva ormai alle porte, lungo il litorale veneto può dirsi salva, non certo senza le difficoltà a reperire il personale necessario a garantire la sicurezza dei turisti. Ma siamo dovuti andare a pescare, oltre che nella parte insomma dei minorenni, fra gli studenti, molte aziende che danno il servizio in outsourcing, perché ormai i concessionari danno in appalto questo tipo di servizio perché è veramente difficile organizzarlo. E siamo andati a pescare all'estero, molto in Sud America, in Spagna, in Uruguay. Se in uno stabilimento mancano gli assistenti e bagnanti, la normativa è ben chiara. La gente magari utilizza comunque le attrezzature, le sdraio e i lettini, ma se non c'è la sorveglianza, quello stabilimento balneare a tutti gli effetti è chiuso. Cosa succede? Succede che se noi dovessimo aprire, perché non si può lasciare uno stabilimento chiuso il mese di giugno, ma non a pagamento. Se poi succede la disgrazia, si va a compiere un reato penale. Ai tavoli istituzionali il problema è stato affrontato e continua ad essere centrale per trovare una soluzione quanto mai urgente. Intanto in supporto agli stabilimenti potrebbe arrivare l'intelligenza artificiale già sperimentata in diverse parti del mondo attraverso l'installazione lungo il litorale di telecamere termiche. In buona sostanza la telecamera va a individuare un comportamento sospetto, capisce tramite l'espressione facciale o la postura che una persona è in difficoltà, manda un alert all'operatore che dalla sala di controllo allerta ovviamente il personale per le emergenze. Voglio specificare bene che non è che questa tecnologia vada a sostituire l'elemento umano. Dalla sicurezza dei bagnanti alla sicurezza dei cittadini, ieri a Treviso un altro episodio di violenza in centro storico. Andiamo in diretta da Daniela Sizia. A te Daniela. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Sì, come dicevi tu, ieri un altro episodio avvenuto nella zona rossa, nel cuore di Treviso in via Roma, dove un cittadino 24enne egiziano ha dato in escandescenze in preda ai fumi dell'alcol, ha infastidito due ragazze, è scattato l'allarme, è stato arrestato ed è arrivata ora la notizia che è stato espulso. Oggi c'era il Comitato Ordine e Sicurezza che è terminato davvero pochi istanti fa per la proroga, per prorogare la zona rossa. Il sindaco di Treviso Mario Conti, intanto buongiorno. Buongiorno e grazie. 24enne egiziano ha commesso un reato, è stato rispedito a casa e quindi questa è intanto la prima buona notizia di questo comitato. Sindaco, che cosa è venuto fuori, che cosa è stato deciso? Abbiamo deciso, il prefetto ha deciso sulla base anche delle osservazioni che abbiamo portato di prorogare l'istituzione della zona rossa fino al 19 di luglio mantenendo la stessa area geografica, quindi il quadrante di via Roma da Piazza Borsa fino alla stazione e il quadrante di San Zeno. Ho chiesto di rafforzare i servizi appiedati, lo faremo anche con la nostra polizia locale, rafforzeremo anche il dialogo, il confronto con i commercianti, con i residenti, proprio per far sentire la nostra presenza e ci concentreremo anche su servizi mirati per la lotta allo spaccio, perché è una delle caratteristiche che i cittadini mi hanno evidenziato. Il procuratore ha anche evidenziato come il lavoro delle forze dell'ordine stia portando dei risultati importanti da un punto di vista del numero di reati che è in calo. È altrettanto vero che il percepito da parte dei nostri cittadini non è così positivo e quindi non rimane che lavorare con ancora più impegno, essere ancora più presenti e intensificare i nostri controlli. Per me i cittadini hanno sempre ragione, sono il vero termometro della situazione e quindi noi lavoriamo per ripristinare la tranquillità e la serenità che la nostra città merita. Ecco, Sindaco, lo diceva lei prima, c'è ancora insicurezza da parte dei cittadini, i cittadini dicono non ci sentiamo comunque sicuri. Le notizie che leggono, che ascoltano non soltanto da Treviso francamente, perché quanto sta succedendo un po' in tutte le città certamente mina la percezione di sicurezza, lo fa
anche per il sottoscritto, a forza di leggere aggressioni, violenza giovanile, abbiamo letto anche in altre città del Veneto e situazioni molto peggiori e addirittura in altre città d'Italia. Questo altera, no, la percezione di sicurezza, ma noi dobbiamo concentrarci sulla nostra città. Sono successi degli episodi spiacevoli e quindi noi dobbiamo reagire da un punto di vista istituzionale, rafforzando il controllo del territorio, rafforzando il dialogo con i cittadini, lavorando ed investendo sulla rigenerazione urbana, lavorando e investendo sull'installazione di videocamere di sorveglianza. Proprio in questi giorni abbiamo cominciato l'installazione di un numero importante di telecamere che finirà nel mese di agosto in 3 tranche, quindi giugno, luglio e agosto saranno mesi di grandi installazioni di tecnologie proprio per continuare ad alzare il livello di sicurezza. Sottolineo che Treviso, nonostante questo, rimane tra le 3 città più sicure a livello nazionale, ma se oggi i cittadini mi dicono che non si sentono sicuri, vuol dire che dobbiamo fare ancora di più. Ecco, Sindaco, un'ultima domanda, proroga di 1 mese e mezzo e poi si vedrà. E poi vediamo, perché io mi affido ai professionisti della sicurezza e li ringrazio anche per il grande lavoro che svolgono, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale, il tutto coordinato dal prefetto. Stanno facendo un lavoro enorme, importante, vanno ringraziati costantemente e vanno supportati. E quindi ringrazio anche tutti quei cittadini che con spirito costruttivo segnalano le situazioni, collaborano con le forze dell'ordine, denunciano le situazioni, perché questa è la direzione giusta. Noi dobbiamo aiutarci, dobbiamo ascoltare quelle che sono le istanze che arrivano ai cittadini e agire di conseguenza, ed è questo stato un po' l'oggetto di questo comitato, portare le istanze dei cittadini preoccupati e trovare soluzioni. Grazie davvero, grazie Sindaco. E dunque avete sentito il cittadino egiziano, un ragazzo che ieri si è reso protagonista dell'ennesimo episodio di violenza, andando a infastidire 2 ragazze in preda assolutamente all'alcol, ai fumi dell'alcol, e soprattutto opponendo resistenza poi all'arrivo della polizia, è stato immediatamente espulso. Questa è la notizia, dice il sindaco, e così sarà d'ora in poi. Da Treviso è tutto, direttori, io ti restituisco la linea. Grazie al sindaco di Treviso Mario Conte, che è anche presidente dell'ANCI, Daniela Siziani, Nicoletta Rizzetto per la parte tecnica, e sulla zona rossa sentiamo i trevigiani. Secondo me sì, prolungarla sicuramente, cioè ultimamente sta succedendo troppo, ci sono troppi problemi in questa città, cioè sinceramente io non la frequento di sera, è una zona dove io lavoro, quindi la frequento durante il giorno, però sento che anche durante il giorno ci sono questi problemi. Secondo me sarebbe da tenere sotto controllo di più, sì, specialmente questa zona. Una volta si sentiva nelle grandi città, adesso in teoria le abbiamo qui in casa. Passo la palla a Nordio, al sindaco, non saprei cosa dire, comunque non è una bella situazione, ecco. Per chi ha famiglia è un po' preoccupante, se girare così di sera, di giorno, con sti ragazzi, sti maranza. Risse, minacce, aggressioni. La situazione della zona rossa di Treviso preoccupa chi vive o lavora in quest'area della città, centrale ed affollata anche di turisti, ma considerata poco sicura e pericolosa da chi la frequenta quotidianamente. Stiamo vivendo una situazione paradossale, la potrei definire io. Zona rossa e quant'altro, onestamente non serve a nulla, perché i padroni della situazione sono quelli che li definiscono maranza, extracomunitari e quant'altro. Sono assolutamente imperseguibili, impunibili. Se per caso ti difendi e fai del male al delinquente, perché solo così lo possiamo definire, tutta questa gentaglia che gravita e circola qua, anzi che staziona qua, che ha fatto il suo campo base su questa povera Treviso. Adesso questione di sicurezza non lo so, perché, però venendo da Milano, a vederla così mi sembra una città abbastanza tranquilla, fra virgolette, però poi non la conosco bene, è un giorno che sono qui. Aver paura sì, soprattutto per quelle famiglie che hanno come figli ragazze, quindi a qualsiasi orario del giorno sei sempre un po' titubante a lasciarla andare, anche in centro o con le amiche o anche da sola. Non è solo la sera, purtroppo. Guardi, io sono venuto a prendermi le sigarette mattina presto e ci mancherebbe altro.
fa regalo la bicicletta, ma poi cadono mentre la rubano. Allora vediamo dal Mattino di Padova, tanto per restare in tema: spari in strada, inseguimento in auto ad alta velocità, un ferito, bloccati fuggitivi. È successo a Vigo d'Arzere con una BMW intercettata dai carabinieri. 3 fermati, una delle persone a bordo raggiunta da un colpo di pistola, forse una scacciacani. La seconda auto si è dileguata. Andiamo in pubblicità con i nostri registi Francesca Pezzo e Edoardo Paris. Torniamo subito, state con noi. Nuovo in diretta con Focus TG. Saluto e ringrazio molto il professor Massimo Cacciari in collegamento. Professore, buongiorno. Buongiorno direttore. Buongiorno, è un piacere rivederla, bentornato a Focus. Piacere mio. TG. Professore, partiamo inevitabilmente da Venezia, dove ancora si sta parlando del trionfo di Simone Venturini e della sconfitta del Campolargo, che dava per certa l'elezione di Andrea Martella. Molti dicono Martella è stato tradito dal sì alla moschea, dall'aver candidato stranieri bengalesi. Lei cosa ne pensa? Certamente ci sono stati anche degli errori, come dire, tattici, anche apprezzabili da un punto di vista così genericamente etico-morale. E certamente hanno inciso, ma l'errore è a monte. L'errore è a monte, cioè il Campolargo non è riuscito a dare di sé un'immagine di effettivo rinnovamento. La candidatura di Martella era una candidatura sotto certi aspetti del tutto dignitosa, ma incapace di suscitare il benché minimo entusiasmo, no? Non aveva assolutamente il sapore del rinnovamento. Ora, se il Campolargo, se il Partito Democratico, se i 5 Stelle danno l'impressione di essere autoreferenziali, di essere ancora un palazzetto chiuso in se stesso, con le sue correnti e correntine, e non riesce a coinvolgere quelli che poi hanno determinato, quei settori sociali che poi hanno determinato anche il successo del referendum, che sono soprattutto i giovani che sono andati a votare per il referendum e non sono tornati a votare per Martella. Quindi questo è un discorso di fondo che il Campolargo deve affrontare, al di là anche del problema ancora più delicato dei suoi programmi. In questo caso a Venezia il programma anche c'era, perché obiettivamente, grazie soprattutto al lavoro svolto in questi anni dalla Fondazione Pellicani, il Campolargo si era presentato con un buon programma, con un buon discorso su Venezia. Ma poi occorrono anche le persone, occorre anche il clima generale che riesce a determinare e che chiaramente non era possibile determinare con una proposta politica centrata su Andrea Martella. Ecco, ha pesato, professore, anche il fatto che sia stata percepita la candidatura di Martella come quella del parlamentare, del senatore, che comunque arriva da Roma, quindi è non è quello che sto dicendo, direttore, è esattamente quello che sto dicendo. La candidatura Martella è una candidatura d'apparato. È una candidatura d'apparato, decente, niente di scandaloso, ma completamente d'apparato. Un parlamentare eletto non so quante volte a Venezia, che a Venezia non conosceva nessuno, perché a Venezia non ha mai lavorato, tra l'altro. Eletto a Venezia, ma praticamente sconosciuto in città, e quindi non solo, ma anche addirittura segretario regionale del Partito Democratico. Quindi nella impossibilità assoluta di anche apparire come dire, espressione di una società extrapartitica. Quindi nell'impossibilità anche di creare una propria lista autonoma, no? Come, voglio dire, per carità, io non apprezzo assolutamente i comportamenti di un De Luca, però De Luca si presenta appunto, riesce, è
è in grado di presentarsi come del tutto autonomo rispetto al gioco dei partiti. È una finzione anche in quel caso, ma comunque riesce. E si presenta a Salerno senza neppure la sigla del Partito Democratico. Questo è esattamente l'opposto, voglio dire, sono due vizi entrambi, ma comunque quello di De Luca è il vizio opposto a quello di Martella, per così dire. Esatto. Senti, al campo largo, secondo lei, il centro-sinistra che chance ha di vittoria alle prossime politiche? Perché la Meloni, nonostante i molti problemi, pare saldamente in sella. Nel centro-sinistra c'è sempre un contrasto tra Conte e la Schlein, insomma, soliti giochi un po' delle vecchie correnti, no? Ma la situazione è paradossale, no? Anche a leggere i sondaggi è paradossale, perché certamente il paese va male. Va male perché appunto cresce l'inflazione, la gente sta peggio, si sente ogni giorno più insicura, non soltanto perché ci sono i criminali, eccetera, ma insicura del reddito, insicura del futuro. E i sondaggi lo testimoniano, no? Perché mi pare che oltre il 70% degli italiani dica appunto, indichi che esprima questa insofferenza, questo disagio. Però il governo tiene, e la Meloni anche di più. E qui c'è una contraddizione che da parte delle opposizioni può essere fatta saltare soltanto se ti presenti con un programma ben chiaro e radicale, perché è inutile andare a mezzucci, devi dire cosa ne pensi sul piano fiscale, cosa ne pensi sul piano della politica estera, eccetera, eccetera, come intendi affrontare le questioni economiche e sociali che sono sul tappeto, e con una classe dirigente che non sia appunto apparato puro e semplice e giochini tra correnti dell'apparato. Dipenderà da questo, dipenderà appunto da quanto può tenere la Meloni su questa contraddizione evidente, cioè che la stragrande maggioranza del paese sente che va peggio e tuttavia il suo governo va benino. Cioè, qui c'è una contraddizione evidente, bisogna sapere fino a che punto la narrazione meloniana tiene, no? E riesce a distinguere la percezione che si ha del suo governo con la sensazione, con la certezza che le cose vanno sempre peggio, perché non è una sensazione, è una certezza. Cresce l'inflazione, non aumentano i salari, il reddito del lavoro dipendente è ormai in Italia quello che va peggio, che è andato peggio nell'ultimo ventennio in Europa e continua a peggiorare, quindi insomma non è che siano sensazioni, questi sono fatti. Fintanto che rispetto a questi fatti tiene la narrazione meloniana, che il suo governo è il migliore del mondo. Staremo a vedere. Però certo che se dall'altra parte non viene fuori una proposta molto forte e anche agguerrita dal punto di vista dell'immagine del ceto dirigente, è chiaro che la Meloni potrebbe vincere ancora. Io credo che al momento ci sia il 50% di possibilità da una parte e dall'altra, cioè che l'incertezza sia assolutamente sovrana. Ecco, professore, non c'è dubbio che siamo messi male, prova ne è che l'Electrolux sta proponendo, vorrebbe licenziare 1700 lavoratori chiudendo gli stabilimenti e la situazione è aggravata poi da quello che sta succedendo tra Stati Uniti, Iran, Israele. Non si riesce a cavare un ragno dal buco, ogni giorno negoziato un passo avanti, si annuncia un accordo, l'altro smentisce per poi riprendere questo ping pong di conferme e di smentite. Ultima notizia di oggi, bombardato dall'Iran all'aeroporto in Kuwait con feriti. Trump dice l'accordo l'abbiamo raggiunto, hanno deciso di non voler andare più avanti con il nucleare. Insomma, lei ci possiamo capire qualcosa o è diventato un manicomio? L'unica possibilità che abbiamo di capirci qualcosa è ragionare su questi fatti su onde lunghe storiche.
E allora quali sono i fatti sulle variabili, le incognite, le variabili note su cui poter tentare di risolvere l'equazione? Che per gli Stati Uniti è assolutamente indispensabile che si mantenga ferma, centrale, la leadership politico-militare, economico-militare più che politica ovviamente, israeliana in tutto il Medio Oriente. E quindi è necessario per gli Stati Uniti che venga tolta di mezzo in qualche modo la minaccia iraniana, anche perché questa minaccia iraniana è strettamente collegata anche alla crescita del potere cinese. Vi è un evidente rapporto tra la politica americana nei confronti dell'Iran e l'obiettivo strategico di contenere la politica, l'espansione economica, tecnologica cinese. Quindi noi dobbiamo essere certi che la soluzione in Iran si potrà trovare soltanto laddove sia chiaro che per un verso o per l'altro il programma nucleare iraniano è stoppato. Credo che tutte le difficoltà derivino da questo, insomma, da come Trump potrà avere, gli Stati Uniti potranno avere certezza di aver ottenuto questo stop. Ecco. È evidente che puntare a un cambio di regime iraniano al momento sembra irrealistico, tuttavia potrebbero avere delle garanzie reali. Fin tanto che queste non ci saranno, cosa farà Israele? Israele continuerà questa sciagurata politica di eliminare gli alleati Hezbollah dovunque si siano, con atti che calpestano ogni forma minima di, non dico di diritto internazionale, ma anche di minimo ius in bello, cioè di quel diritto nella guerra, durante la guerra, che in questi termini non è mai stato calpestato neanche durante la Seconda Guerra Mondiale. Quindi è chiaro che Trump è in un grande pasticcio nei confronti di Netanyahu, perché se Netanyahu vuole costringere Trump ad annientare l'Iran, perché questo poi è il suo obiettivo, tirandogli la mano come sta facendo con Gaza e con il Libano, insomma, la questione può scappare di controllo in ogni momento, no? Perché l'Iran potrebbe trovarsi nella situazione classica del pugile alle corde che non ha niente da perdere se non tenta di giocare non più con i pugni secondo le regole, ma a testate. Certamente, professore, tra l'altro mi pare che Israele sta facendo di tutto per attirarsi le critiche, l'odio anche di coloro che ritenevano che avesse qualche giustificazione, ma proprio questo accanimento sul sud del Libano sta portando a Israele molto discredito. Sì, ma direttore, la ragione è quella che dicevo, sì. Cioè spingere Trump a un accordo davvero risolutivo con l'Iran e fino a quel punto non cesso di sì, costringerti in quella direzione. E l'unico modo che ho di costringerti in quella direzione, perché non posso essere io a fare terra bruciata in Iran, io Israele, sì, è quello di continuare questa sciagurata politica nella striscia di Gaza. Adesso non so se è chiaro a tutti, no? Ma Israele dice, per essere certi di non subire più attacchi da parte degli Hezbollah, di Hamas da Gaza, devo arrivare ad occupare almeno il 70% del territorio della striscia. Ora attualmente Israele occupa il 60%. Il 70% vuol dire che vuole cacciare gli israeliani che sono accampati lungo le spiagge. Quindi si tratta di una politica
che tende a costringere 1 milione e più di palestinesi a andare raminghi per il mondo, per i deserti, non si capisce per dove. Cioè è una politica di sterminio, diciamo le cose come stanno. E allora di fronte a cose di questo genere, come fanno le autorità europee ad avere una posizione che alla fine, tutto sommato, è ancora più tiepida di quella di Trump? Cioè siamo veramente a una situazione, diciamo, un po' vergognosa, diciamo. Non c'è dubbio. Nel frattempo continua la guerra tra Mosca e Kiev con attacchi reciproci. C'è stata... È lì, direttore, è una guerra infinita, perché laddove, come ho cercato più volte di dire, laddove gli obiettivi di una guerra non sono definiti in modo realistico, no? Io voglio ottenere la successione in quel principato, io voglio modificare i confini ed avere la Strasburgo, cioè laddove non ci sono degli obiettivi definiti o sono obiettivi irrealistici, la guerra può o è un conflitto tale da poter innescare guerre mondiali, oppure quella guerra è destinata a durare all'infinito, per forza. Perché in quella guerra, se gli obiettivi sono definiti in modo irrealistico da una parte o dall'altra, cioè facciamo l'esempio concreto, l'Ucraina dice voglio indietro la Crimea, va bene, la Russia dice voglio conquistare Kiev, bene, obiettivi del tutto irrealistici, perché non sarà mai ottenibile né l'una cosa né l'altra, quindi guerra infinita. Guerra infinita, a un certo punto una catastrofe che coinvolge tutti, perché quel conflitto, se continua alla lunga o se uno dei due contendenti vuole stravincere, va bene, vuole affermare il suo irrealistico proposito, può pensare di farlo soltanto scatenando conflitti mondiali, perché non è la guerra nel Congo belga, è una guerra tra Russia, grande potenza, la Russia e l'Europa alla fine diventa. Quindi l'unico modo per non creare le condizioni per cui la guerra continui all'infinito oppure sia la miccia che fa scoppiare il mondo è quello di definire realisticamente gli obiettivi da parte di ambedue. Tu, Russia, non puoi pretendere che l'Ucraina non entri nell'Unione Europea, non puoi pretendere che gli ucraini non decidano un domani di entrare nella NATO dove vogliono, fanno quello che vogliono e tu te la devi mettere via. L'unica cosa che tu puoi realisticamente definire è uno statuto speciale per le ragioni che sono russofone, esattamente come in Italia abbiamo fatto per l'Alto Adige, per il Sud Tirolo, va bene? Quella è l'unica cosa concreta. Europei, russi, ucraini, lo capite o non lo capite? Non lo capite e andrete avanti a massacrarvi fin tanto che uno dei due non impazzisce e dice adesso io voglio conquistare Kiev, o l'altro dice no, adesso io bombardo San Pietroburgo. Quando decideranno di fare questo, si scateneranno probabilmente un conflitto mondiale. E buonasera. Gli europei vogliono questo, ma siamo impazziti. Professore, guardi, io sottoscrivo anche le virgole per quanto riguarda proprio la preoccupazione e quello che potrebbe essere l'epilogo di questo volersi a tutti i costi superare per mere vicende, non solo di potere ma anche di interessi economici, evidentemente. Volevo chiederle, il centro-sinistra chiede al governo di non utilizzare risorse per finanziare nuovamente gli armamenti dell'Ucraina. La Meloni sembra in difficoltà su questo perché i sondaggi parlano di italiani che a questo punto non vogliono più scontare gli aumenti dei prezzi dell'energia, le bollette alle stelle,
a causa anche di investimenti in armi che sono stati confermati. Ma certo è una delle difficoltà della Meloni questo, chiaramente, no? Cioè, chiedere sacrifici per un riarmo. Cioè, il problema è che io posso anche convincere i miei concittadini che è necessario non porre l'Ucraina in condizioni di parità, ma nelle trattative da aprire, cioè dico benissimo Zelensky, decidiamo di cosa hai bisogno adesso, ma vogliamo aprire contestualmente le trattative o no? Certo. Vogliamo cercare di giungere a un serio armistizio e a cominciare le trattative? Nel frattempo io ti garantisco di difenderti, sono dalla tua parte, quello che vuoi, sì, sei stato aggredito tu, sì, ci sarebbe da discutere, bene, quell'aggressione è quella di Israele, ma lasciamo perdere, facciamo finta che l'Occidente svolga una politica assolutamente di rigore, no? Su tutti i versanti, cioè tratti gli aggressori sempre allo stesso modo, facciamo finta che sia così, benissimo, quindi l'unico aggressore è Putin, bene. Quindi ha torto, sì, certo, ha torto. Quindi bisogna sostenere Zelensky, ma sostenerlo in una trattativa. Tu non sei disarmato, nelle trattative non si va disarmati, bene, io Europa ti armo e spendo dei soldi per armarti piuttosto che per ridurre le bollette. Sì, benissimo, ma tratti, viva Dio. Certo. Tratti. Ti armo perché tu tratti su posizioni di forza e non di debolezza. Primo aspetto. Secondo aspetto, che riguarda più in generale le politiche di riarmo e non riguarda la storia delle armi a Zelensky all'Ucraina. Ma vogliamo scherzare? Non c'è esercito europeo, non c'è strategia comune europea, non c'è difesa comune europea, non c'è un generale, non c'è una direzione di comando per quanto riguarda la difesa comune europea. Non c'è tutto questo e io decido paese per paese di aumentare le spese per le armi. Ma viva Dio, che cosa? Mi compro la Ferrari prima della patente? Ma che cos'è sta storia? Ma come si ragiona? Ma come si ragiona questo mondo, direttore? Sì, davvero. Ma cioè, siamo in una situazione in cui davvero, ragionando di questo, proprio manca la logica. Benissimo, io posso anche decidere, dico cittadini, bene, gli Stati Uniti si stanno ritirando, non spenderanno più loro, spenderanno sempre meno per la nostra difesa, bene, quindi dobbiamo costruire una difesa comune europea, bene. Facciamo una difesa comune europea, creiamo un esercito comune europeo e lì decideremo come e quanto spendere. Lì all'interno di questo, ma Stato per Stato, staterello per staterello, aumento le spese per le armi, al di là di ogni logica e di ogni strategia comune. Ma è da insorgere, dico, i cittadini di fronte a illogicità di questo genere dovrebbero semplicemente insorgere, dovrebbero togliere ogni fiducia ai loro governi laddove dimostrino di non avere alcuna ragionevolezza. Professore, la ringrazio infinitamente, stasera daremo in replica Focus a questa sua analisi, grazie davvero, grazie professor Cacciari, a presto. Grazie a lei. E buon lavoro, grazie molte. Grazie. Dobbiamo andare in pubblicità, grazie alla regia. Chiudiamo con la musica, un concerto dedicato al grandissimo Ennio Morricone quest'estate a Pove del Grappa, un concerto diretto dal maestro Diego Basso. Qua abbiamo il Grappa che ci fa da cassa acustica e quindi abbiamo scelto, grazie al sindaco e all'amministrazione, di fare questo progetto. C'è spazio per oltre 1000 persone, noi saremo qui in piazza Scalpelliti con un palco che si interseca un po' dentro, no, la scalinata, la grande orchestra dei 50 elementi e le immagini dei film.
Un concerto omaggio a Ennio Morricone nel cuore di Pove del Grappa. Il 3 luglio alle 21:15 appuntamento con la grande musica insieme all'Orchestra Ritmico-Sinfonica Italiana, diretta dal maestro Diego Basso, in onore di uno dei compositori più amati, capaci di attraversare generazioni. Sarà un concerto che non si è mai visto nel nostro paese, nella piazza principale, nella piazza degli Scalpellini. È una serata che insomma passerà alla storia. Sono 1100 posti e già venduti quasi metà, prima ancora di partire insomma con la pubblicità, quella grossa, quindi le vendite ci sono buone e insomma ci aspettiamo tutto esaurito. Il programma accompagnerà il pubblico tra alcune delle colonne sonore più celebri della storia del cinema, dai western di Sergio Leone alle pagine più liriche di La leggenda del pianista sull'oceano. È qualcosa di particolare, ogni volta che eseguo la sua musica, avendolo conosciuto, c'è qualcosa dentro che ti fa sentire anche quanto lui e come lui, so un po' come lui la pensa e come la pensava la sua musica, quindi questo per me è molto importante. Servizio di Nancy Galdi, vediamo gli ospiti di questa sera a Focus alle 21:20, Anna Maria Bigon, Leopoldo Bottero, Gianluca Forcolin, Gio Formaggio, Giacomo Nilandi, Leonardo Padrin, Giulia Princivalli e Michele Toaldo. Grazie per averci seguito fin qui, buona giornata, arrivederci.